Amici bellini, ma quanto siete felici, come vi siete svegliati, voglio sapere. Vi siete svegliati felici? Siete andati a dormire con le magliette dei vostri beniamini? Fatemi sapere questa cosa nei commenti, perché io ancora, ovviamente, adesso che vi arriva il video, io probabilmente sto nel meglio del sonno, ma dobbiamo fare un po' di post partita, parlare di tutte le cose che ho raccolto. Cominciamo, dai. Amici bellini, è un martedì pazzesco. Sono troppo onesti, ma guarda, rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, first thing first, I'm a realist, e quindi benvenuto, nuovo iscritto. Avevo letto Troncone, una cosa del genere, Daniele Troncone se non sbaglio, perché non si vede più qua, ma io lo so, e quindi benvenuto, nuovo iscritto, bentornati, miei iscritti esperti, perché non siete vecchi iscritti, siete iscritti esperti che seguite tutto, che conoscete tutto, che volete approfondire e mi accompagnate in questo viaggio, perché poi alla fine è un percorso, è un viaggio che noi ci stiamo godendo e veramente ce la stiamo godendo e possiamo godercela anche analizzando un pochino le parole che ho raccolto nel post partita, che non sono mai banali. Oddio, alle volte possono anche essere banali, ma in questo caso a noi ci piace. Oltretutto, dopo anche una vittoria del genere, ci piace anche milcare il nostro stesso entusiasmo. Quindi, bene così, lasciate un like. A proposito di like, lasciate i like questi qua, che poi sono propedeutici alla partita col Sassuolo, perché io già guardo avanti. Però vi voglio ricordare che sulla reaction stiamo circa a 1100 like, così dobbiamo arrivare minimo a 1400, non esiste proprio. Guardate le altre partite, c'è una partita, mi pare quella là con il Legia Varsavia, siamo arrivati a 1800. Non posso accettare che la partita di ieri rimanga a 1200, no, dobbiamo arrivare a 1400, quindi se vi siete dimenticati tornate sull'altro video e arriviamo, fatevi degli account fasulli, non mi interessa, dobbiamo arrivare a 1400, non c'è proprio dubbio, non c'è alcun dubbio. E tra le parole che sono andato a raccogliere sui vari canali, ovviamente ci sono le parole di Spalletti, c'è un intervento di Insigne, uno di Mertens, Spalletti sia in intervista che in conferenza, e poi c'è anche un passaggio su Sarri che voglio fare perché si approfondisce tutto. La partita indelebile, e questo già è probabilmente il titolo che ci dà Spalletti, perché ci dà proprio i titoli. È un po' lungo il titolo, si usano lunghi. Vittoria più bella, sì, si può dire, vittoria più bella perché quando arriva, perché il concetto del quando che abbiamo introdotto nel canale, perché contro chi arriva e perché arrivavamo da un periodo così e quindi era importantissimo, soprattutto anche perché comunque, e voglio ricordarlo, siamo in emergenza, perché ti viene a mancare la punta di diamante, la punta centrale, ti viene a mancare il mediano che ti aveva cambiato l'equilibrio della squadra comunque ti mancano le soluzioni in attacco, non hai un ass, non hai Politano, insomma, Demme lo devi recuperare, quindi siamo ancora in emergenza. Storia più bella sì, dopodiché si parla di Mertens e lui, ovviamente Spalletti ci ricorda quanto è bravo nella finalizzazione e non so se basta, parlano i numeri per Mertens, non c'è proprio bisogno. Ma a Spalletti fa piacere ricordare nella prima intervista Lobotka, Mario Rui e Zielinski, cosa che farà poi anche, cambiando così, anche nella conferenza, dove lui poi piacerà anche ricordare, oltre a questi qui, anche Lozano, Insigne e anche Rachmani. Ma andiamo per ordine, perché sennò facciamo confusione. Quindi la partita che ha fatto Lobotka, non c'è alcun dubbio. Tra l'altro, lo sapete, chi non lo sa lo facesse, aggiornatevi, seguitemi su tutte le cose. Le pagelle proprio in termini di numeri, le trovate su Fan Rating, c'è il link in descrizione, e su Fan Rating facciamo anche le pagelle con i numeri, ma tra qualche ora arriverà qui, su questo canale, l'approfondimento tattico con una lavagnetta che sarà uno spettacolo, ma che meraviglia. 21 passaggi fino ad arrivare al gol di Mertens. Tra l'altro tutti questi numeri sui passaggi cercheremo poi di approfondirlo più tardi. Io devo ancora fare, ragazzi, a me è ancora notte, a voi è mattina, voi arrivano tutti freschi e tosti, tutte le statistiche e i numeri, a me è notte, però mi dicono molti ancora più passaggi, quelli là che porta a quello di Fabian. Non vedo l'ora che Gerardo ci faccia vedere un video. Voler stare in campo e godersela, non accettare la mediocrità, questo poi è un concetto che ci spiega meglio
nella conferenza, ma il voler stare in campo e godersela, perché dice alcuni giocatori a volte capita, non vedono l'ora che la partita finisca, acquisire il punteggio se hai vinto eccetera eccetera, oppure chiudere il discorso se hai perso. No, lui ha visto per la prima volta il voler stare in campo e godersela, e questo è veramente importante, ed è la prima volta che ho sentito veramente di giocare in casa. Il tema dello stadio finalmente di nuovo gremito, sì, lo sottolinea molto Spalletti, perché veramente l'atmosfera era straordinaria. Parentesi, sapete, io sono sempre molto critico con la società, lo sapete, ma è un fatto di amore, parte dall'amore, perché vorrei vederli sempre migliorare. Molto bene il gioco di luci, le cose sul campo, no? Le immagini di Maradona proiettate sul campo. Poi sulla statua si può parlare, esteticamente può piacere o meno, è meglio quello, è meglio quell'altro. Non dovrebbe nemmeno essere una, come si dice, una competizione, assolutamente. Sono simboli, e tutti i simboli vanno bene, perché ricordano il nostro mitico, perché è un mito. Sapete il concetto di mito di Diego Maradona. Però bene, cioè, che bello vedere questa atmosfera con le luci, le cose sul campo. Per esempio, io non saprei nemmeno da dove cominciare per stabilire come si proiettano queste cose sul campo, poi le luci che cambiano, le animazioni. Bene, queste sono le cose che vanno bene. Invitare i VIP allo stadio, riempirli di bambini, molto molto bene. Continuiamo così, perché si apprezzano queste cose e vengono apprezzate anche a livello internazionale. Quindi si percepisce cosa significherebbe vincere qui, ma si è percepito già da prima, non serviva questa partita a Spalletti per capirlo cosa significherebbe vincere a Napoli. E poi gli dicono una statua a Spalletti, diventare una statua il più tardi possibile, voglio rimanere ancora un po' in panchina. Dopodiché, parole di Insigne, poi arriveremo alla conferenza di Spalletti. Parole di Insigne, perché mettevi il cappellino? Perché c'ho freddo, non sono abituato. Spunto tattico di mercato. Insigne c'ha freddo, non è abituato. Già un po' di pioggia a Napoli, fa freddo e non è abituato. Non se ne va, secondo me, in Inghilterra. Ma questo è un altro paio di maniche. Divertirsi è la prima cosa, dice Insigne, e va bene. E poi gli chiedono di Driss, ce lo teniamo stretto, lo conosco benissimo. È il nostro capocannoniere, quasi lo sottolinea come a dire non so se riesco a raggiungerlo, ma Insigne è l'unico che potrebbe avvicinarsi a quei numeri se rinnovasse e se restasse fino alla fine della sua carriera, ma io credo che sia molto difficile, specialmente se Mertens ingarra la stagione quest'anno, diventa veramente irraggiungibile, perché poi anche in futuro, signori, ma chi può? Devi trovare un attaccante, perché per fare quei gol devi trovare un attaccante, e può un attaccante nel Napoli che magari esplode, fa 2 o 3 stagioni alla grande, tipo Cavani, può il Napoli conservarselo e non se lo vengono a prendere? Quindi diventa veramente complicato. Secondo me Dries Mertens, Ciro, numero 14, ma anche 10 nel profondo, nell'anima, sarà il top scorer assoluto del Napoli. Dopodiché, mi segnala Guido, e lo voglio sottolineare, sì, record di gol in Serie A, certo, ma deve ancora superare Sallusto, perché se fai i conti dei gol fatti anche in Serie B, Sallusto sta ancora, mi pare, deve fare un gol in più Mertens per raggiungerlo, o 2 gol, insomma, per superarlo, una cosa del genere. Vabbè, ma quella è la Serie B. E che c'entra la Serie B? Il mio commento è: i gol della Serie B contano, altrimenti che facciamo? I gol di Swok non li contiamo, e invece si contano. Quindi Mertens, hai un altro obiettivo: divertiti e facci divertire. Si parla di Sarri, grande allenatore, bla bla bla, le solite cose. Spalletti ha portato altre idee, la rumba davanti, non dare punti di riferimento, eccetera eccetera. E poi c'è un passaggio che Insigne dice: abbiamo analizzato molto la partita fatta con l'Inter, e questo è importante perché vuol dire che dove poi stecchi, meriti o non meriti di pareggiare, ma qualcosa era andato storto ed era evidente, e quindi l'hanno analizzata bene. Dopodiché, ragazzi, voleva anche vedere la cerimonia Insigne, ma non hanno acceso le televisioni, perché bisogna concentrarsi. Bravi, bene, la società concentrare sulla partita. Sarebbe stata una tragedia per me, proprio emotivamente, non vincere questa partita con Diego che ti guarda. No. Mertens, tra l'altro siparietto, gavettone, Insigne che gli fa il bagno, va benissimo. Mertens si dice: bello, tutto bello così, ma queste sono le partite che poi devi ripetere.
quanto è maturo Mertens. Queste sono le partite che devi ripetere, perché se resta poi un exploit isolato, non hai fatto nulla. Queste sono le prestazioni, le partite che devi ripetere se veramente vuoi farci sognare fino alla fine dei tempi, ma noi ci godiamo il percorso. I 2 gol, gli chiedono dei 2 gol, qual è stato il più bello, qual è il più difficile, e Mertens parla di Osimhen, e questa è la straordinarietà di questo ragazzo, che praticamente io devo farmi trovare, mi sono fatto trovare pronto nel momento in cui ci è venuto a mancare Osimhen, e va bene così, cioè dai, io veramente non so più che parole spendere per Driss, veramente straordinario. Non mi danno fastidio quelle critiche che arriverà il famoso ex calciatore, danno fastidio a me, danno fastidio a Valerio Fluido, a Mertens no, tranquillamente, con serenità lui dice avevano anche ragione, non stavo dando quello che posso dare ancora, e ci siamo. Ovviamente non mette nemmeno in mezzo lui più, ma lo sappiamo noi, le attenuanti, giocare con la spalla che ti fa male è impossibile, veramente impossibile. Adesso che hai risolto, guardate come è fresco, guardate come può pressare, tutti i movimenti che fa, veramente in una forma straordinaria. Quindi avevano ragione, vabbè. Per Sarri sì, comunque c'ho un buon rapporto, è stato un allenatore che stimo moltissimo, le cose non sono andate come voleva lui e mi dispiace. Bellino Mertens, un amico bellino. Spero di restare, e qui ovviamente perché si parla sempre del contratto di Insigne. Gli fanno la domanda del contratto a Insigne, ma quasi mi dimenticavo. Se mi dimentico qualcosa me lo scrivete voi nei commenti. E si fa una risata, Insigne fa bene perché poi deve ripetere sempre le stesse cose, eccetera eccetera. Ma il discorso del contratto vale per Insigne, ma vale per Mertens, e signori, me lo ricordava qui, vale per Ospina. 30 giugno 2022, Ospina, e non possiamo dire vabbè, hai perso Ospina, tieni a Meret. Il valore di Ospina si sta vedendo. Attenzione, perché non si dice Ospina è nervoso, perché non pende il contratto, non si sa, si deve spendere il nuovo contratto della carriera. Ragioniamo su queste cose qua. Dopodiché Mertens dice io spero di restare il più a lungo possibile. Sarri, poi passiamo alle parole di Spalletti in conferenza, Sarri fa un po' uno stronzone, diciamo calcisticamente parlando, un po' stronzone, nel senso buono del termine, nel senso che lui dice il Napoli è la squadra più forte di quelle che stanno in cima alla classifica, e quindi che cosa fa? Ci mette un po' di pressione, no? Rende la sua sconfitta un pochino meno grave, che resta grave perché io li ho ascoltati, gli amici tifosi laziali, come sono delusi dalla prestazione. Addirittura Immobile ha dovuto chiedere scusa pubblicamente ai suoi tifosi, e quindi Sarri dice ma il Napoli è la squadra più forte. Sarruccio, calmati, non siamo i più forti, l'Inter è più forte, il Milan c'ha comunque una grande struttura, l'Atalanta è fortissima, eccetera eccetera, quindi non siamo i più forti assolutamente. Le sorelle, che fai? Ci dimentichiamo delle sorelle, tutte possono vincere il campionato è lungo, c'è anche la Fiorentina, ottava sorella, e vogliamo dimenticarci dell'Empoli e del Sassuolo e del Verona? No, non possiamo dimenticare, quindi è inutile che fai queste cose, e poi si appara dicendo comunque Napoli mi è rimasta nel cuore, eccetera, e ci siamo. Oltre alla qualità, Spalletti ci ricorda in conferenza dello stadio, quindi ripete un pochino quello che già aveva detto nell'intervista. Mertens, quindi Lobotka sì, difficile immaginare, Spalletti molto sincero, dice era difficile immaginare un Lobotka che facesse una partita di questo livello, perché è proprio veramente perfetto, poi lo vedremo anche nell'analisi tattica più tardi. E poi, come vi ho detto, lui ama citare anche Mertens, lo chiama Ciro, fa il lapsus quasi apposta secondo me, e poi Zielo, cita Zielinski che ritorna anche con una corsa bella con la gamba piena, Mario Rui, cita anche Lozano, cita Insigne e cita Rachmani. Questa è una partita che può fare giurisprudenza, e qui è importante sottolinearlo perché da questa partita noi poi dobbiamo, questa è una cosa che dicemmo anche dopo la partita con il Leia, se non sbaglio, e quando le seconde linee funzionano proprio bene, lì ti esalti e dici ok, allora possiamo farcela, possiamo superare lo scoglio Coppa d'Africa. Questa è la partita che deve fare giurisprudenza proprio per approccio, per quello che abbiamo dimostrato in campo, quindi non siamo costretti a giocare con Osimhen con il lancio lungo, siamo anche in grado di dominare e di non soffrire, di essere anche pericolosi con il palleggio e con gli scambi stretti.
questa è una partita che può fare giurisprudenza, ma i giocatori se la devono ricordare, se la devono riguardare e devono entrare sempre in campo con quella consapevolezza vista ieri sera. L'obiettivo, signori, se vogliamo continuare a parlare di scudetto, parliamo di scudetto, ma l'obiettivo è la Champions. Questo è quello che la società gli ha chiesto. Dopodiché Spalletti fa il passaggio fondamentale che noi dobbiamo avere paura della mediocrità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che lui a Napoli si rende conto che Napoli è piena di eccellenze culturali, eccellenze artistiche, musicali, ci sono tutte le eccellenze mediche, i dottori di Napoli sono famosissimi, le università. Napoli è piena di eccellenze. Vi ricordate, questo è un passaggio che solo gli amici bellini che arrivano a 15 minuti se lo potranno ricordare, vi ricordate che in generale si è sempre detto la città arranca, ed è vero perché Napoli ha un sacco di problemi, ma De Laurentiis rappresenta con il Napoli il meglio che ci sta in città? Passaggio di Spalletti fondamentale, Napoli è piena di eccellenze. Il nostro obiettivo è arrivare in Champions, ma se poi noi dobbiamo rimanere in questa mediocrità, tra virgolette, perché poi è chiaro che la Champions non è una mediocrità, ma significa il non poter puntare avanti tutta proprio al massimo livello, è come rimanere in una mediocrità. Quindi noi dobbiamo avere la paura di rimanere nella mediocrità e puntare più in alto possibile. Se viene e noi ce lo godiamo senza proprio problemi. Poi c'è domanda finale di Ugolini che dice un Napoli un po' più simile a quello visto nelle passate stagioni. Spalletti lo interrompe, dice più simile a quello di Sarri, vuoi dire? Va bene, lo prendo anche come un complimento. Dopodiché poi Ugolini aggiusta il tiro e dice no, volevo chiedere di Osimhen perché con la sua presenza il Napoli gioca più verticale, così Spalletti dice oh, così la domanda mi piace di più e ci ricorda quelle cose che Osimhen deve imparare nel giocare più all'interno del campo, venire incontro e quindi fare il famoso rinterzo, il gioco del rinterzo, nel senso che l'attaccante che viene incontro poi dopo libera l'inserimento di un centrocampista che andrà ad occupare quello spazio, quindi il 4-2-3-0 e tutta una serie di discorsi dello scambio, no? Muro, palla corta, palla di ritorno corta, palla lunga e tutti gli inserimenti che vedremo nell'analisi tattica. Quindi Sarri era maestro, tutto contento, ritorna tutto. Mertens lo fa benissimo e non c'è alcun dubbio, se Osimhen impara anche questo ancora meglio e se lo rubano e se lo portano in Premier League da New York. Valerio Fluido è tutto, mettete i like che vi siete dimenticati all'inizio perché ci sta bene, io credo che si allatta tranquillamente, è veramente una roba straordinaria, bravissimo Spalletti, bravissimi tutti, così il mio compleanno diventa completo e io mo non mi posso più cambiare, devo mettere sempre questa maglietta addosso. Vabbè, la scaramanzia poi, non ci credo, però ci credo, non è vero ma ci credo, un po' ci crediamo. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.